Camera di Commercio, Ascom, industriali e artigiani, convocati dal sindaco Giordani, regista di un progetto che chiama le associazioni di categoria a essere più vicine al calcio Padova. Come? Siamo partiti dalla campagna abbonamenti perché è un progetto concreto, è un progetto ben identificabile, quello del posto allo stadio, e quindi ci piaceva utilizzarlo come punto di partenza. Quindi l'idea è che le categorie economiche partecipino a questa campagna abbonamenti acquistando appunto una serie di posti e prendendo questo come primo passo poi per una collaborazione che si spera possa estendersi anche a tanti ambiti. L'appello per una vicinanza anche finanziaria al calcio Padova da parte dell'imprenditoria locale era già stato lanciato dalla proprietà biancoscudata qualche settimana fa. Ora diventa un progetto di sopravvivenza per la storica società calcistica che nell'anno della pandemia ha accusato perdite importanti. Tra sponsorizzazione e biglietti stiamo parlando di un impatto attorno al €1.000.000, per cui comunque non è un impatto immateriale, perché comunque significa poi dover fare fronte a tutto, poi principalmente con le risorse che vengono immesse dai soci.